Benvenuti a un nuovo appuntamento di Rifiuti Zero verso una regione sostenibile. Questa volta parleremo di mare, parleremo anche di rifiuti. Sul fronte delle acque, infatti, il 50% dei rifiuti che vengono recuperati, secondo i dati ARPA, sono plastiche da imballaggio. Pensate che il 21% è polistirolo, il 16% sono frammenti e l'11% è materiale usato ad esempio per la pesca, lenze, boe, corde e reti. La regione ha attivato diverse iniziative proprio per sensibilizzare le persone, partendo da incontri con gli studenti fino a iniziative pubbliche. In particolare il progetto Amare FVG, in cui hanno partecipato oltre alla regione, comune e ARPA FVG, l'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale e la capitaneria di porto di Trieste. Non solo, ma anche il gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, Acega Sapienza Amga SPA, i pescatori, le associazioni ambientaliste e i sommozzatori. L'iniziativa era partita nel 2020 con un progetto pilota che si chiamava Rifiuti a Mare FVG, che aveva interessato il comune di Trieste e poi si è esteso a tutti i comuni della fascia costiera. L'obiettivo era quello proprio di favorire la raccolta dei rifiuti rinvenuti in mare, quindi i comuni, grazie alla stipula di appositi accordi col gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e altre associazioni appunto di volontariato aderenti, potevano realizzare la raccolta e il trattamento di questi rifiuti rinvenuti ad esempio dai pescatori nel corso delle attività di pesca, dai diportisti durante la navigazione. La raccolta e il trattamento poi di questi rifiuti rinvenuti nell'ambito delle varie iniziative di pulizia dei fondali e degli specchi d'acqua. La raccolta anche il trattamento di quelli che sono i rifiuti spiaggiati invece rinvenuti nel corso di specifiche attività di pulizia dei tratti del litorale anche non in concessione. Questi fondi quindi sono stati trasferiti dalla regione ai comuni per sostenere la gestione di tutti questi rifiuti, e fondi eventualmente rimanenti venivano poi appunto utilizzati per supportare i soggetti che si occupano dell'organizzazione e dello svolgimento di queste attività di raccolta, per contribuire alla loro spesa ad esempio per l'acquisto di attrezzature materiali o per pubblicizzare le iniziative come questo progetto regionale Amare FVG e sensibilizzare poi anche la cittadinanza nei confronti della tutela del mare. E poi si è aggiunto anche il progetto Marles, di cui parleremo anche tra pochissimo, che è appunto un progetto di cooperazione territoriale finanziato dal progetto Interreg Italia-Croazia, che ha preso avvio a giugno 2020 e che si concluderà appunto si è concluso proprio a dicembre 2022. Anche questo un bel progetto per la tutela del mare. È di questo che parleremo, di mare, ma non solo, di tutela delle acque e di quelli che sono i rifiuti, e sono tanti, che si possono trovare proprio nei nostri mari, ma anche nei nostri fiumi. Con noi abbiamo l'ingegnere Paolo De Tullio per il comune di Muggia. Allora, innanzitutto benvenuto. Buongiorno. Parliamo di Muggia, dove si sono tenute tra l'altro proprio 2 edizioni della pulizia dei fondali marini. Che bilancio si può trarre da questa attività così importante? Il bilancio di queste 2 attività è stato assolutamente positivo, sia in termini di quantità di rifiuti raccolti e quindi pulizia dei fondali che siamo riusciti a realizzare, ma anche in termini di sensibilizzazione della cittadinanza e coinvolgimento. Questi 2 progetti sono stati portati avanti nel 2021 e 2022. E diciamo che mentre nel 2021 abbiamo fatto la pulizia di 4 tratti costieri, a cominciare dal Mandracchio per poi spostarci su altre 3 zone costiere e balneari di Muggia, il 2022 si è concentrato sul porticciolo di Muggia, l'area del Mandracchio, perché proprio grazie alla mappatura del primo anno lo abbiamo identificato come senz'altro l'area più compromessa dal punto di vista degli abbandoni dei rifiuti sul fondo marino. Quindi il 2022 si è concentrato con diverse immersioni, diverse giornate di pulizia, e diciamo che siamo arrivati a raccogliere oltre 1000 kg di rifiuti di varia natura e ben 100 più di 100 pneumatici dal fondale, quindi diciamo un'attività molto intensا. Quali sono state le realtà che sono state coinvolte in questo progetto? Lei ci ha raccontato la quantità dei rifiuti che in effetti sono stati ripescati, ce ne sono anche di vario tipo, tanto che è stata realizzata addirittura una mostra.
Sì, infatti, allora l'attività si è fatta grazie innanzitutto al Comune di Muggia, che ha creduto molto nel progetto, alla Regione che ha finanziato il progetto e ad altri enti come l'Autorità di Sistema Portuale e la Capitaneria di Porto. Ma il coinvolgimento fondamentale è stato quello delle associazioni locali, sia sportive che ambientaliste, che hanno consentito di sviluppare gli interventi grazie alla collaborazione dei SUB e al contributo notevole della Protezione Civile del Comune di Muggia, del gruppo Pompieri Volontari, che hanno fornito mezzi e uomini e supporto logistico a terra. La mostra è stata un'idea che ci è venuta durante l'esecuzione degli interventi, proprio perché, vista la varietà dei rifiuti rinvenuti, era estremamente curioso e interessante raccoglierli e metterli, diciamo, in banchina a fare una mostra che infatti ha colpito moltissimo la popolazione. In effetti questa attività svolta nel cuore di Muggia, quindi nel porticciolo che tutti i muggesani frequentano, ha stupito proprio le persone per la varietà di rifiuti che non si aspettavano di trovare nel porticciolo della propria cittadina. Quindi è stato un punto di partenza eccezionale per creare una sensibilizzazione e una consapevolezza in merito al rispetto, diciamo, dell'ambiente marino. E come appunto ha reagito questa popolazione è stato veramente sorprendente, un'idea, quella della mostra, che li ha veramente messi in primo piano. Non manca nemmeno un focus sugli pneumatici, un tema che a Muggia è anche particolarmente complesso. Come mai e che bilancio si può trarre da questa attività specifica? Sì, questa attività è stata particolarmente intensa, quella della rimozione dei pneumatici, perché il problema degli pneumatici è estremamente presente, diffuso direi su tutto il territorio nazionale e diciamo che nel Mandracchio, nel porticciolo, abbiamo appunto, come dicevo prima, raccolto più di 100 pneumatici. In effetti i pneumatici venivano utilizzati fino a un po' di tempo fa come parabordi per le imbarcazioni e anche come parabordi in banchina, per cui i porti ne sono abbastanza pieni, tant'è che una parte degli pneumatici li abbiamo rimossi direttamente dalle banchine perché erano ancora appesi e semi abbandonati, ancora legati alle cime. Diciamo che il progetto è stato fatto anche grazie alla collaborazione di Mare Vivo, che ci ha fornito il supporto scientifico e ha messo a disposizione un mezzo con gru che ha consentito di sollevare questi pneumatici, caricarli su un mezzo e anche ci ha consentito, diciamo, lo smaltimento presso impianti adeguati senza costi, diciamo, aggiuntivi. Quindi una attività molto importante che ci ha consentito di creare un'area adesso pulita da questo tipo di rifiuto. Una tipologia comunque di appuntamento che potrebbe diventare fisso, magari spostandosi in diverse zone proprio della costa, capendo anche se poi ci sono delle aree maggiormente inquinate da quelli che sono i rifiuti prodotti dall'uomo. Assolutamente sì, infatti anche, diciamo, per il riscontro che c'è stato anche da parte della popolazione e comunque delle associazioni coinvolte, si è pensato di lanciare quella che adesso è un'idea ancora, diciamo, da parte di Mare Vivo, ma che potrebbe diventare un'attività stabile, quella di Adotta un fondale, ovvero diciamo un tratto costiero che potrebbe essere adottato, diciamo così, tra virgolette, dall'amministrazione piuttosto che da alcune associazioni, e che diventi un punto fisso di pulizia, quindi che venga mantenuto sempre pulito, ma anche che diventi magari un laboratorio per attività, diciamo, di sensibilizzazione, anche con il coinvolgimento per esempio delle scuole o dei ragazzi, insomma, che sono sicuramente molto sensibili al tema, in modo tale che, diciamo, Muggia, che sta diventando sempre più meta turistica, sia anche un binomio con la tutela dell'ambiente, che ormai, diciamo, va in simbiosi con lo sviluppo del turismo. Con noi abbiamo Nicolò Tudorov per la regione FVG e i progetti Amare e Marles. Benvenuto innanzitutto. Grazie, buongiorno a tutti. Partiamo proprio dal bilancio dell'attività di questi anni di Amare FVG. È possibile trarne un bilancio
di quello che è stato fatto? Ma sicuramente il progetto Amare è un progetto che è nato nel 2020 con una prima iniziativa pilota che è stata svolta proprio qui a Trieste, con l'obiettivo di favorire l'attività di raccolta e di trattamento dei rifiuti che si trovano nel mare, e visto quello che è stato il successo dell'iniziativa che abbiamo svolto qua a Trieste, questa iniziativa poi è stata allargata a tutti i comuni della costa della regione, quindi siamo riusciti a coinvolgere un buon numero di comuni, e assieme alle amministrazioni locali anche le associazioni del territorio, quindi associazioni di cittadini che sono stati coinvolti appunto in questa attività di pulizia dei fondali, ed è stata un'iniziativa molto importante. Quanto è importante proprio sensibilizzare tutti i soggetti che vivono il mare nella pulizia dei fondali? Ma è sicuramente importante perché dobbiamo dire che purtroppo il mare inizia a essere piuttosto pieno di rifiuti, no? E i rifiuti che finiscono in mare hanno un problema grosso, che è quello che sostanzialmente poi non possono essere, o è molto difficile recuperarli, quindi è molto importante innanzitutto sensibilizzare la popolazione affinché il rifiuto non finisca in mare. Questo qui è il primo principio. Dopodiché è importante coinvolgere appunto chi il mare lo vive e sostenere quelle che sono le iniziative di pulizia del mare. Noi abbiamo appunto lanciato questo primo progetto, dopodiché è molto importante ricordare l'anno scorso c'è stata la legge Salvamare che ha appunto facilitato anche dal punto di vista burocratico il trattamento dei rifiuti che vengono raccolti in mare, quindi diciamo che stiamo agendo molto positivamente in questo senso. Al fianco di Amare FVG è nato anche Marless. Quali sono gli obiettivi raggiunti in questi 2 anni? Allora, Marless è un progetto che è stato finanziato dal programma Interreg Italia-Croazia, e quindi è un progetto che oltre alla regione Friuli Venezia Giulia ha coinvolto anche i nostri partner sia dalla parte italiana, quindi Veneto, Emilia Romagna e Puglia sono state le regioni che hanno lavorato assieme a noi, e poi l'Istria e la regione di Ragusa dalla parte croata. Perché nasce in questo contesto? Perché il problema della pulizia del mare di fatto non ha confini. In particolare Marless si è focalizzato sul problema di uno specifico materiale che è la plastica, che nel momento in cui finisce in mare ha delle problematiche specifiche. Innanzitutto dura molto a lungo, e poi è soggetto a una lenta degradazione, per cui dai pezzi più grandi della plastica arriviamo alle microplastiche e a effetti dannosi sia per gli ecosistemi sia l'ingresso poi nella catena alimentare. Entrambe le iniziative partono dal concetto fondamentale di ridurre al massimo l'arrivo delle plastiche in mare. Perché è importante operare in questa direzione? È importante perché appunto nel momento in cui il rifiuto che sia plastica o che sia altro materiale finisce in mare è molto difficile raccoglierlo. È importante sicuramente sostenere iniziative di pulizia, ma pulire il mare di fatto è praticamente impossibile, quindi bisogna agire a monte, bisogna evitare che il rifiuto finisca in mare, bisogna evitare ad esempio che la plastica finisca in mare, va differenziata e per quanto possibile poi questo materiale può addirittura diventare una risorsa, perché può entrare in un ciclo di economia circolare. La plastica è anche un materiale però indispensabile nella vita dell'uomo. Il problema principale però è ovviamente quando non viene gestita correttamente dall'uomo, e quindi l'educazione conta molto. Certo, infatti è molto importante avere coscienza di questo problema. Il punto principale è molto semplice, lo ripeto, insomma, è il rifiuto non deve finire nell'ambiente, non deve finire in mare, ed è poi importante attivarsi per differenziarlo e quindi consentirgli di entrare in una circolarità che diventa virtuosa a quel punto.
Come c'è Diana Miani, assessore comunale di Pradamano, che ci racconta invece di cosa succede a Pradamano, dove ovviamente non c'è il mare, però c'è il fiume Torre. Innanzitutto benvenuta. Grazie. E questo comune ha deciso proprio di lavorare a un progetto pilota insieme a una startup slovena per poter coinvolgere queste microplastiche che arrivano dalle microfibre. In che cosa consiste questo progetto, Diana? Allora, questo è un progetto che guarda alle acque di scarico che vengono immesse dal nostro depuratore nel nostro torrente Torre e ai fanghi di depurazione. L'obiettivo principale è quello di migliorare la qualità dell'acqua, di portare l'attenzione sulla sostenibilità ambientale e di lavorare anche nella tutela della salute pubblica. Le microplastiche sono uno dei principali inquinanti dei corpi idrici e nel dettaglio le microfibre che derivano dal lavaggio dei tessuti sintetici che vengono reimmessi nelle acque attraverso i reflui delle lavatrici, ed è proprio qua che andiamo a collocarci. L'obiettivo è quello di distribuire a tutte le utenze domestiche del nostro territorio, ma anche alle lavanderie industriali, un filtro che verrebbe apposto sullo scarico esterno della lavatrice e che attraverso una cartuccia riciclabile specifica ci consente di raccogliere fino al 90% delle microfibre che vengono immesse nello scarico. Inoltre è un esempio di economia circolare, in quanto la cartuccia viene destinata attraverso la collaborazione con la startup slovena al riciclo e vengono realizzati dei materassini isolanti e altri prodotti. In questo momento il progetto è in fase di ricerca di finanziamenti e un aspetto molto importante che riguarda il progetto è che sarà accostato per tutto il periodo della sperimentazione a un'attività di laboratorio finalizzata a monitorare la qualità dell'acqua. Nel 2022, tra l'altro, appunto è stato sottoscritto questo contratto come amministrazione e poi voi state lavorando moltissimo con le scuole. Un tema che, quello dell'educazione, anche la direzione ambiente della regione tenta di spingere molto, anche perché i più giovani hanno una sensibilità decisamente più marcata su quelli che sono i temi ambientali e possono anche educare i meno giovani in un certo senso. Come sta andando questa attività e quali sono le risposte che avete dai ragazzi? Sì, allora nel 2022 è stato sottoscritto il primo contratto di fiume della regione e nel dettaglio il contratto del Rio Roiello di Pradamano. Rio Roiello è un canale d'acqua superficiale con una forte valenza storico e culturale per il nostro territorio e questo contratto prevede degli assi strategici indirizzati proprio alla sostenibilità ambientale. Abbiamo la funzione idraulica che guarda a mantenere il deflusso costante delle acque, a garantire la qualità dell'acqua che attraversa il Roiello, ma anche porta una particolare attenzione a quelle che sono le sponde e l'alveo. È un aspetto per un asse puramente ambientale che va ad analizzare quelli che sono gli impatti climatici e cerca di ripristinare delle reti di biodiversità e anche delle reti ecologiche. Chiaramente non sono gli unici assi funzionali del contratto di fiume, a cui si accostano anche aspetti culturali, storico-paesaggistici, normativi, ma sono aspetti importanti che sono stati portati proprio all'interno delle scuole. Le scuole rappresentano per noi uno dei principali punti di comunicazione, in quanto i bambini, soprattutto delle scuole infanzia e della scuola primaria, sono particolarmente ricettivi alla tematica ambientale e sono forse loro il motore del cambiamento all'interno delle famiglie. Proprio una delle azioni del contratto di fiume è stata oggetto di un'attività all'interno delle scuole. Non è chiaramente l'unica, perché nelle scuole abbiamo portato anche la raccolta differenziata, dando dei cassonetti specifici molto semplici da usare per i bambini. Abbiamo indirizzato le campagne enoplastica con la distribuzione di borracce a ogni bambino delle scuole e abbiamo portato i bambini a visitare la compostiera di comunità, che fa vedere loro come gli scarti organici della loro mensa scolastica si trasformano in terriccio. Pertanto tutte azioni per coinvolgerli direttamente e fargli provare quelle che sono le attività che possono cambiare gli effetti sull'ambiente. Diciamo che riteniamo che lavorare con un tema di sostenibilità all'interno del piano dell'offerta formativa delle scuole sia strategico.
Tanto il lavoro da fare e quello che è stato invece il lavoro anche già fatto per mettere in sicurezza anche il fiume, partendo dalle sponde e da quelli che sono gli interventi sugli scoli. Sì, nel nostro territorio insiste il torrente Torre, come abbiamo detto, e la zona nord del nostro abitato ricade in un'area di rischio di pericolosità idraulica media. L'intervento che l'amministrazione ha voluto preventivamente portare a termine è stato quello di consolidare con degli interventi di arginatura le misure di sicurezza per l'abitato. Chiaramente questo, quando si parla di reti di scolo, non è sufficiente per garantire il risultato, perché il territorio va guardato nella sua complessità e quindi abbiamo lavorato anche sulle reti di scolo minore, risolvendo delle criticità puntuali su alcune aree del territorio che erano soggette con il cambio col cambio degli eventi meteorologici proprio a degli allagamenti. Questo lo abbiamo realizzato andando a ripristinare vecchi scoli, creandone di nuovi, ma realizzando anche delle vasche di contenimento. Quello che dobbiamo ancora fare e a cui si rivolge la nostra attenzione è lavorare sul territorio agricolo per garantire l'invarianza idraulica e ripristinare tutte le reti di scolo minore, e quindi abbiamo pensato anche di proporre agli agricoltori del territorio un bando sovvenzionato con fondi nostri proprio per incentivare a questi interventi. Nel piano Azione Energia Sostenibile del Clima invece sono previste delle azioni per la riduzione dei consumi d'acqua. Quali sono questi interventi? Allora, nel 2020 abbiamo aderito al patto dei sindaci per l'ambiente. Questo impegno si è tradotto con l'adozione del piano per l'azione sostenibile e il clima, che nel biennio in corso prevede la realizzazione di una comunità energetica e la riduzione dei consumi delle acque. Questo intervento si è attuato con una progettualità che riguarda il recupero delle acque meteoriche che vengono raccolte, stoccate e reimmesse nella linea di alimentazione delle acque di scarico dei servizi igienici, e l'abbiamo inserito sia in un bando che riguarda la costruzione dell'asilo nido, sia per la nostra palestra comunale, al quale abbiamo anche affiancato la fornitura di rubinetti temporizzati a pulsante per limitare i consumi delle acque. Un aspetto importantissimo per cui stiamo studiando un sistema incentivante è quello di diffondere la pratica delle raccolte delle acque meteoriche anche nell'edilizia privata e quindi ai privati cittadini. Rifiuti Zero verso una regione sostenibile vi saluta. Per questa puntata abbiamo parlato di rifiuti, di mare e della sua tutela. Il prossimo appuntamento di questa rubrica, realizzata con la collaborazione dell'assessorato all'ambiente della regione Friuli Venezia Giulia, vi aspetta lunedì per le 11:30.